che se ne esce con una sconfitta, direi, come si diceva, a testa alta, in particolare poi la tua prestazione è stata una prestazione importante, come hai visto la gara e anche personalmente come l'hai vissuta. Ma sicuramente c'è rammarico, perché è una partita che abbiamo affrontato col piglio giusto, con l'atteggiamento giusto, quello che ci chiede sempre il mister. E è stata una partita come immaginavamo, nel senso molto sporca di duelli, e gioco se ne è visto poco, sicuramente condizionata dall'espulsione, peccato, però quello che è da dire è che siamo rimasti nella richiesta e l'atteggiamento c'è stato e quindi c'è rammarico, ripeto. D'altronde affrontavate la prima classifica e campione d'inverno a casa loro, quindi stasera che non sarebbe stata fatta una partita facile. Certo, assolutamente, merito il Treviso, sicuramente i punti di vantaggio che hanno sono meritati, è giusto così, i numeri parlano e quindi noi abbiamo cercato di affrontarla sempre con i nostri principi, con quelli che sono secondo noi, cioè quelli che sono secondo noi i nostri punti forti. Quindi sicuramente, come ho detto prima, c'è rammarico, però merito il Treviso e niente, questo è. Certo non demerito vostro, perché anzi, come hai detto tu, siete stati nella richiesta, in particolare sei stato, non lo dico perché Algeria, uno dei migliori sciambo. Ma io, per quello che riguarda me, io lascio giudicare agli altri. Io cerco di mettermi a disposizione per il mister, quando mi mette dentro, quando c'è da dare il mio apporto, io cerco di dare sempre il massimo, sia in campo che fuori, quindi sì, ecco, questo, nient'altro. È stata una bella lotta con Beltrano? Sì, è stata una bella lotta e Paolo lo conosco, ci ho giocato insieme anche. E sì, è stata veramente una bella lotta, e lui comunque è un bel giocatore e sicuramente questi sono i duelli che come si dice gasano, ecco. Ascolta, al di là dell'aspetto numerico dell'inferiorità, il fatto che sia stato espulso un compagno dal punto di vista dell'equilibrio poi della situazione arretrata, quanto ha pesato la sua assenza negli equilibri poi del gol che avete preso? Perché Brandi già in una precedente azione era stato chiuso da quella parte e, tra virgolette, come si usa dire, ve lo siete perso un pochettino, no? Mm-hmm. Sì, allora sicuramente l'espulsione di Marco Soprano, per noi Marco è un giocatore importante e quindi sicuramente ha pesato 100%. E niente, quello che emerge, che è emerso, è che comunque ha pesato molto e niente, sicuramente magari in quei momenti lì essere un po' più concentrati, più sul pezzo, sicuramente poteva essere un valore aggiunto, perché con un uomo in meno contro una squadra così sicuramente non è facile. Ascolta, io ero nei primi giorni della presentazione di questa stagione. Ovviamente si parlava di una Mestre che sarebbe stata una delle protagoniste positive di questo campionato. Da questo punto di vista cosa possiamo dire dopo il girone di andata? Sicuramente quello che si può dire è che i numeri parlano, nel senso che comunque siamo una delle migliori difese e siamo una squadra comunque, io reputo, solida. E quindi bisogna continuare a lavorare testa bassa senza cercare di farsi troppe preoccupazioni, e quindi secondo me questo è quello che bisogna fare, continuare a lavorare. Adesso ci sono 5-6 giorni liberi, dobbiamo riposarci e poi ritornare a lavorare forte come abbiamo sempre fatto. Un messaggio ai tifosi che hanno avuto la possibilità di venire? Beh, sicuramente li ringraziamo, e sono stati comunque per noi il 12° e poi l'11° uomo in campo, e quindi un grazie e un augurio di buon Natale sicuramente.